La Notte dei Patrimoni è stato uno degli eventi in programma della festa del Mandorlo in Fiore, previsto al termine della fiaccolata dell'amicizia, in cui gruppi ospiti sono stati distribuiti per la città per ballare e cantare con il pubblico. Ma vi è un angolino nascosto e ben curato del centro storico che ha fatto qualcosa in più. I membri della Social Street di Via Foderà e dintorni, scelti per ospitare il gruppo proveniente dal Libano, hanno dato vita a un vero banchetto, all'insegna della gratuità e della condivisione, le cui portate sono state le pietanze tipiche libanesi, cucinate da membri del gruppo straniero sul posto, oltre quelle tipiche siciliane. La serata si è svolta in piena allegria all'insegna dell'inclusione, altro tema della Social Street. Un intreccio di culture spontaneo, quasi come un tuffo nel passato, in quel mondo arabo che centinaia di anni fa ha dominato la nostra terra e ha reso possibile la formazione di parte delle nostre tradizioni folcloriche. Ma al tempo stesso questo scenario potrebbe intendersi come la proiezione di un'Italia del futuro, quella multiculturale che non bada al colore della pelle, ma decide di convivere serenamente con qualunque etnia. È un evento straordinario, perfettamente in linea con la cultura di questa nostra iniziativa accademica, che è quella di formare mediatori culturali per tentare di capire e di facilitare l'incontro tra le culture e soprattutto per formare gente in grado di gestire il modello d'accoglienza. Questa sera è una serata particolare perché abbiamo avuto un incontro con un'altra cultura, un'altra etnia e abbiamo dimostrato la nostra capacità di accoglienza e di amalgama anche dei nostri comportamenti con quelli degli altri. Cioè, chiunque può dire che i siciliani sono un popolo accogliente, è un popolo che ha vissuto la multiculturalità e che quindi non ha problemi a cercare questa solidarietà, non solo tra esso stesso ma anche tra esso e altri popoli. Qui abbiamo uno degli chef ufficiali della Social Street. Da quando avete iniziato a preparare? Ma io stamattina ho iniziato a lavorare alle 6 del mattino per fare la zuppa di ceci, per poi completare con altre pietanze, antipasti e quant'altro. Parlando questo gemellaggio con il Libano? Del tutto spontaneo, sono delle civiltà molto simili come ritmi e come cucina. Cambia soltanto la bravura, che loro sono più bravi di noi.